Eder, Mech, Pallister. Abbiamo chiesto che la Cassazione valutisse in quali termini il diniego del GIP è legittimo. Quando abbiamo chiesto la medico-legale superperizia abbiamo indicato specificatamente le ragioni, e cioè le discrasie tra le due consulenze. Oggi si rifà tutto quello che è stato fatto, vediamo i peli, i non peli, la compatibilità, i DNA, le tracce, le suole delle scarpe. Nulla ha una data, quindi può venire fuori qualunque cosa che è irrilevante. Danno per scontata che c'era la vertebra fratturata il giorno del ritrovamento. Ok? Non è vero. La vertebra è stata fratturata, che ne dica Molinari, il giorno in cui viene portata nella sala autopsica. Stessa Cattaneo non è certa di quella frattura, ma gli stessi consulenti delle parti offese, allora che hanno riesaminato anche il dischetto, non parlano di quella frattura. Probabilmente bypasseremo l'udienza preliminare e andremo direttamente al dibattimento. Sebastiano ha qualche problema per ora? Quello di essere accusato davanti al mondo di aver ucciso la sua Liliana e quello di apprendere oggi che la sua Liliana avesse relazioni di qua, relazioni di là, cioè fosse quasi una poco di buono. Quando dice rispetto, lui dice questo. La fantasia di Claudio Sterpino ultimamente ricorda quella di Sebastiano. Dopo aver detto per tanto tempo che nella vita di Liliana non c'era mai stato nessuno, improvvisamente ha tirato fuori un farmacista, anche se era stato Sebastiano a parlare di un farmacista per primo. Ma no, ma il terzo uomo è una bazzecola, proprio una stupidaggine assoluta, perché se quando poteva succedere erano 40 anni prima, quanto può valere una relazione eventuale che può benissimo non essere stata? Stiamo parlando che lei me lo avrà detto con non ricordo quando, insomma, ma semplicemente la relazione eventuale, se c'è stata, con questo famoso farmacista che è venuto, è stata un'interrogazione che mi hanno fatto, se ben ricordo, il giorno dell'incidente, provatorio intendo. Ne sapevo zero perché lei mi aveva accennato un qualcosa di questa simpatia con questo farmacista, punto e basta. Ma comunque erano eventualmente, se c'erano, fatti accaduti 40 anni prima. Parlano di 85 come tempo temporale, questo chiamiamola conoscenza o come la si vuol chiamare. Secondo me il parlare oggi di una, ma non parlo di relazione, una conoscenza, lei mi avrà raccontato una volta, ma mi interessava meno di zero il fatto che me lo dicesse, perché tutte le cose successe prima hanno valore zero, secondo me, in una coppia. Io non ho mai parlato di relazioni, io ho parlato di simpatie, non so cosa vuol dire una relazione. E il concetto è tutto qua, una relazione può dire poco e tanto, obiettivamente. Cioè lei mi aveva raccontato che aveva avuto questa, chiamiamola simpatia, con questo farmacista nel rione dove abitava, motivo per il quale andava spessissimo. Io penso a Liliana sempre 25 ore al giorno e soprattutto come avrebbe potuto essere la vita con lei vicino. È inumano non pensare. E lei è venuta quel paio di volte al primo dell'anno, 2 volte, il capodanno che noi facciamo il tuffo, ed è venuta con
con Sebastiano, cioè io ricordo in un'occasione che poteva essere l'ultima probabilmente, io ho preparato i 3 calici di Moscato per offrirlo a loro due e lei lo ha preso e abbiamo brindato con tutti gli altri e lui no, io non bevo alcolici e ha trovato la scusa per non bere, ma avrà filmato il tutto. 1 o 2 anni prima, loro in realtà andavano, abbiamo una costiera noi che è invidiata da tutti, la costiera triestina, sono una ventina di chilometri, anche se è roccioso, ma sono dei posti bellissimi e da quello che io so per bocca di lei, loro andavano spesso all'altezza della Galleria Naturale, per noi triestini sappiamo cos'è, è sulla strada costiera appunto, perché c'è un tratto di spiaggia, di litorale, dove è permesso fare il bagno da nudi. È un angolo per nudisti, in parole povere. Saranno poche centinaia di metri di riva, dove è permesso appunto fare, proprio permesso, passano i carabinieri a controllare eccetera, a fare il bagno da nudi, cosa che loro facevano spesso. A Barcola, dove è il posto dove tutta mezza Trieste fa il bagno da sempre, ma una decina di chilometri più verso Monfalcone, sulla strada, appunto sulla strada costiera. I primissimi tempi delle sue testimonianze, lui non sapeva chi ero, motivo per il quale ha raccontato frottole a tamburo battente per 3 anni e mezzo. La mostrate adesso, la foto con Lili all'arrivo di una gara. Io sono convinto che lui lo sapeva da tempo, da molto tempo, per cui anni, anche perché da anni loro non formavano più una coppia per bocca di lei, io sono convintissimo di questo, loro non erano più marito e moglie da diversi anni, almeno 5 o 6 o 7, ecco, perché anche per il fatto che lei veniva a casa mia, io dicevo, ma Sebastiano, ho detto, lei lo ha detto anche più di una volta, tanto lui ha le sue donnette. Queste sono parole di Liliana. E lei era libera di fare quello che vuole, viveva benissimo, perché aveva sempre un rifugio dove venire a raccontare le sue traversie familiari, chiamiamole così, come vogliamo, insomma, ecco. Io sono stato sposato fino a un anno prima, io ero vedovo da un anno solo. Obiettivamente questo è stato il motivo, penso, principale per il quale, almeno negli ultimissimi anni, lei non si è staccata prima. Nell'ultimo anno era tutto preparato per filo e per segno. Noi aspettavamo il giorno 16 di dicembre perché passava l'anno della morte di mia moglie. Il 17 o 18 saremmo andati da soli per la prima volta a passare un weekend assieme. Era tutto già programmato. Al ritorno di questo weekend, che poteva essere il 20 di dicembre, lei avrebbe raccontato tutta la storia a tutti, parenti, amici, colleghi, eccetera. Ed è per questo motivo anche che io nei primissimi momenti dopo la sua scomparsa mi è sfuggito di dire qualche parola in più su di noi e io ho raccontato la nostra storia. Sono convinto che lei ha approvato per filo e per segno tutto quello che io ho detto, tutto là. Finalmente anche lei ha avuto la sua parte di giustizia e di notorietà.
non sarebbe più tornata, ma Sebastiano, tanto che recita, lo sapeva probabilmente da tempo, perché me l'aveva detto lei, io troverò il modo di dirlo a Sebastiano. Da come sono andate a finire le cose, Sebastiano lo sapeva da tempo e i fatti che emergeranno mi daranno ragione. Fino a ieri mattina, sicuramente Liliana non aveva parlato con il marito in merito al nostro rapporto. Potrei mettere entrambe le mani sul fuoco. Liliana cercava anche casa. Certo, per Sebastiano, tutto a carico suo, voleva sistemare Sebastiano in una casa più modesta, perché quella dove abitavano e lui abita tuttora era troppo esosa, troppo cara, perché più di 1.000 euro al mese tra affitto, tra bollette, eccetera, sono tantini per una coppia. Il rapporto intimo si è protratto a rate, a prendi e molla, diciamo, forse per anni e anni, perché nel frattempo io mi sono risposato, lei ha trovato Sebastiano, insomma, e ci telefonavamo continuamente anche dall'ufficio, da ufficio a ufficio, per dire. Talvolta ci trovavamo appena finito di lavorare a prendere un caffè, indifferente dove, insomma. Cioè il contatto non si è mai interrotto, lo dirò in eterno. In 40 anni noi non ci siamo mai persi di vista, che vuol dire qualcosa. Gli occhi sono quelli che sono. Lei li aveva, in realtà erano verde-azzurri i suoi, era un colore particolare veramente, con inflessioni di smeraldo. Lei è sempre presente, punto e basta. La verità sicuro, senz'altro, è la verità di quello che è successo, che lo sa Sebastiano, prima o dopo non può non mettersi una mano sulla coscienza e raccontare tutto, perché fra poco verranno fuori talmente tante incongruenze. Lei lo diceva che lui sapeva tutto di noi da prima, ma da tanto prima, perché la controllava probabilmente anche per telefono. Forse ho parlato troppo per la morbosità della gente che ti tira fuori parole che non vorresti dire. All'inizio ho detto un paio di cose che forse potevo tenermele, ma servivano soprattutto per far capire al mondo la serietà del nostro rapporto, punto. Io ho dichiarato più e più volte in polizia dal primo giorno uguale 15 dicembre di quel maledetto 21. Al 15 dicembre in polizia io me ne sono, dopo 2 ore e mezza, 3 di dichiarazioni, l'ho ripetuto più di una volta, io e Liliana in oltre 40 anni, erano 42 anni trascorsi della nostra conoscenza, non ci siamo mai persi di vista. Se uno intelligente capisce cosa vuol dire questo, altrimenti non occorre spiegarlo. Punto. L'ultima donna con la quale io ho avuto rapporti, oltre alle mie mogli, è Liliana. Dopodiché ognuno si fa le proprie idee, le elabora. Io ho detto che noi siamo tornati amanti, avete perso un pezzo delle mie cose. Ora Noi siamo siamo ritornati amanti dopo la morte di mia moglie. Dopo la morte di mia moglie lei si è trovata una strada aperta rispetto a prima, perché io altrimenti non lo avrei fatto. Vuol dire tutto il 2021, ecco, i nostri rapporti sono piano piano ritornati quelli di tanti anni fa, se vogliamo metterla così. Dopodiché non ci siamo persi di vista
per non perderci di vista, soprattutto come amici. E l'amore è una cosa e il trovarsi a prendere il caffè è un'altra. Ognuno la prende come crede. Questo è il concetto. Io mi rendo conto di aver parlato troppo dicendo cose tipo il discorso, ma siccome lo facevamo con mia moglie, sempre o quasi, non vedo dove sta l'incongruenza di dire se uno si comporta da marito e moglie, cosa che noi facevamo negli ultimi mesi con Liliana, anche per capirci, non vedo dove c'è la stranezza. L'importante è che era logico, giusto, che io non lo dicessi. Do ragione senz'altro il fatto che io ho parlato a sproposito, nel senso di dire alcune cose. Ho detto, io intendevo dire, sono stato mal interpretato. Intendevo dire che Liliana me lo ripeteva da giorni, per non dire da settimane, che non vedeva l'ora di poter raccontare al mondo del nostro rapporto. Cioè, noi eravamo segreti fino a quel giorno, per capirci, fino a quando lei è scomparsa. Lo sapevano pochissime persone, da parte mia 2 o 3. Non vedeva l'ora. Lei doveva venire a stabilirsi in casa mia. Come posso provarlo? Però io parlo per lei. Lei non vedeva l'ora. Noi rientrati dal nostro weekend, finalmente dire al mondo il nostro rapporto. Cioè, tutti i parenti, tutti gli amici, tutti i colleghi, tutti i conoscenti in pochi giorni avrebbero saputo da parte per bocca sua il nostro rapporto. E ho fatto giustizia io. Io per lei ho parlato, per lei. Noi andavamo in cerca di Liliana appena scomparsa, io e l'amico Covallero, amico di allora, e cercavamo per tutto il Carso, abbiamo setacciato il Carso da casa di Liliana in su fino al Monte Spaccato. Avremmo fatto un paio di giornate, dopo io l'ho fatto da solo altrettante, cercando sempre un sacco nero, perché pensavamo arditamente che nessuno avesse avuto il coraggio di buttarla in un prato, in una roggia che ce n'è a Trieste, a Iosa, perché è fatta in collina a Trieste, giù dal monte vengono ogni 20 metri un ruscello. Ecco, noi cercavamo un sacco nero, con dentro Liliana, io mi sono imbattuto in uno, l'ho dichiarato anche, mi sono imbattuto in uno, in una baracca che ho visionato, ma conteneva semplicemente pattumiera. La speranza è enorme. Lui è venuto semplicemente io e Liliana, quando veniva a casa mia, soprattutto negli ultimissimi tempi, eravamo capaci di stare mezze ore seduti al tavolo del mio soggiorno, da una parte io dall'altra, tenendoci per mano, guardandoci negli occhi e ripetendoci come ragazzini: ciao amore, 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 ciao amore. Vuoi che io non sappia le persone che conosceva Liliana? Tutte che le so. Io rispetto, io chiedo a Sterpin, rispetta Liliana su tutte queste cose qua. Lui spara di qua, spara di là. Infatti non esiste il terzo uomo, ha ragione, non esiste il terzo uomo, punto e basta. Mai visto, mai conosciuto. A me mi ha raccontato la storia lei e come tale l'ho riportata
Lei mi ha raccontato di aver avuto una simpatia per questa persona, storia vecchissima, roba di forse 40 anni fa, come mi ha detto di aver avuto qualche altra simpatia da ragazzina, quando erano ancora fra ragazzini che andavano a fare le gite domenicali, eccetera, eccetera. Come tutti noi, dico io. Siccome mi hanno chiesto se io sapevo qualcosa di questo farmacista, non ho potuto non rispondere, punto, perché lo so, me lo ha detto lei di persona, se no la primissima volta che ho sentito parlare di un farmacista ed è finita lì, sono state 4 parole di Liliana che in tempi remoti aveva avuto una simpatia per questo farmacista, punto e basta. Potevo tenermela, potevo anche tenermela, è giusto, in questo senso un pelino posso anche farmi carico del fatto che ho detto certe cose che era meglio che me le tenevo, ma il problema è uno, e anche questo devo dirlo, a onor del vero e a onor di Liliana stessa. Lei veramente non vedeva l'ora che noi tornassimo dalla nostra uscita che dovevamo fare il fine di quel weekend 18, 19, 20 dicembre, per poter finalmente raccontare a tutti, da tutti i parenti, a tutti gli amici, ai conoscenti, ai ex colleghi, la sua storia con me, punto. Questo era. Allora, siccome Liliana non poteva farlo, l'ho fatto io per lei. Rimango relativamente convinto che da dove è oggi, come oggi, Liliana mi ringrazia. Mi ringrazia di aver raccontato la nostra storia, perché è la nostra storia raccontata un poco con 4 parole in più, se vogliamo, potevo dirlo, ma proprio perché incredulità, Sebastiano. Io Allora, ho raccontato anche cose che era meglio che mi tenevo. ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.